L'azienda nasce naturalmente da generazioni, dai miei progenitori. Poi noi siamo vignaioli. Diciamo che nel 2007 esordiamo in Sicilia in Primera. Giustamente l'anno scorso presentiamo al mondo, alla Sicilia in particolare, i nostri vini che nascono naturalmente dopo un attento lavoro da lunghi anni fatto in vigna, e che nel 2005 abbiamo preso così, c'è la visione di percorrere una nuova strada, cioè quella dell'enologia, avendo e vedendo naturalmente le potenzialità che avevamo per il nostro territorio, i terreni, le vigne. Abbiamo voluto intraprendere questo percorso e naturalmente Sicilia in Premier per noi è stato la presentazione all'evento, e per questo quest'anno siamo ancora qui e vogliamo esserci pure l'anno prossimo. L'intento dell'azienda è cercare di migliorare sempre. Noi ogni giorno mettiamo impegno e passione per cercare di dare e valorizzare ancora di più il vostro territorio. Vitigni autoctoni e alloctoni che caratterizzano i vini, che hanno però dei nomi legati molto alla tradizione popolare. Enunciamo questi nomi. Certo, innanzitutto Baglio del Cristo di Campobello. Noi abbiamo le vigne da 200 anni, Lu Cristo. Il Cristo è per noi il luogo dove nascono le prime vigne, è un luogo reale, tant'è che ogni anno il 3 di maggio vengono a fare il pellegrinaggio a piedi da Campobello, Baglio del Cristo di Campobello. Naturalmente questo poi ha voluto continuare il percorso anche con il nome dei vini, per esempio Lupatri è doppio senso, nel senso che Lupatri è il padre di vigni Nero d'Avola, che è il nostro Nero d'Avola in purezza, e poi per i padri tutti, il padre fatto Cristo, il figlio fatto padre, e da lì nascono questo, Lusirà, che è detto andiamo a raccogliere Lusirà, Adenzia bianca, Adenzia rosso, da Radenzia siciliano, e poi lodare, che come la luce, abbiamo chiamato un nostro ultimo vino, il Grillo in purezza, la Luci, proprio per dire comunque che in Sicilia noi il bagliore della luce, il sole, per noi ha il doppio senso sempre, visto che il Cristo è in mezzo alle nostre vigne. Come stiamo vedendo nelle immagini, le bottiglie sono posate su della terra calcarea e gessosa. Che caratteristiche dona ai vini questa terra? Ma sicuramente la particolarità che vediamo è la mineralità. Sono molto minerali, poi anche il fatto che siamo vicini a 300 metri dal livello del mare, a 5 km di area dalla costa, c'è una mineralità ai terreni, la sapidità forse dovuta all'ebbrezza marina. Io adesso dico tante di quelle cose, non sono un tecnico, sono un vignaiolo. Quello che noi vediamo è appunto questa caratteristica che hanno questi terreni bianchi. Anche nei terreni scuri della nostra azienda vediamo che le stesse vigne, gli stessi anni, gli stessi portainnesti, gli stessi cloni, sono due cose un po' diverse, e questo naturalmente molto viene dal territorio, dal suolo gessoso del Baglio del Cristo di Campobello. La spinta a questa azienda, almeno all'inizio, l'ha data un grande enologo. Vogliamo dire di chi si tratta? Certo, si tratta di Riccardo Cotarella, che è il nostro enologo, insieme a Giuseppe Lendini, che è un ragazzo che da 3 anni che vive lì da noi, che è seguito anche da Cotarella, e 2 grandi enologi, cioè l'enologo Riccardo Cotarella, Giuseppe che in cantina si dà da fare, segue alla perfezione. Naturalmente l'apporto di un grande nome come Cotarella è quello di tirare al massimo mettere a punto il lavoro base di cantina. Certo, perché l'esperienza comunque di una persona che del mondo del vino comunque ha dato e dà tuttora delle indicazioni, credo che quello ci farà fare dei passi cercando di non sbagliare. Noi non vogliamo sbagliare, vogliamo anzi migliorare. Bene, grazie. Grazie a lei.